Ci sono state anche delle lamentele da parte dell'associazione dei commercianti relativamente al mercatino. Si pensa che in tanti siano lì abusivamente, togliendo anche possibilità ai commercianti locali. Relativamente a questo, sabato scorso grazie al servizio interforze infatti non è stato fatto montare il mercatino che di recente si era sviluppato nell'area dell'ex eliporto, né sabato e nemmeno la domenica. Questi servizi naturalmente verranno continuati e si ripeteranno sempre con i servizi interforze tutti i fine settimana. Gli altri controlli invece sono stati fatti proprio ieri all'inizio del porto alle attività commerciali ambulanti proprio per verificare se avevano l'idoneità o meno a poter fare attività di vendita. E com'è andata? Devo dire che abbiamo avuto anche lì dei buoni risultati perché alcuni si erano adeguati, quindi avevano le giuste autorizzazioni, mentre chi non ha le giuste autorizzazioni è stato bloccato.